L'Ungheria alla vigilia delle elezioni, per la prima volta l'opposizione unita sfida il governo illiberale di Viktor Orban. Il corrispondente Rino Pellino. Dopo 12 anni di dominio incontrastato in Ungheria, Viktor Orban si trova di fronte a un'opposizione unita, guidata da Péter Márki-Zay, 49 anni, 7 figli, cattolico conservatore con lunghe esperienze all'estero ed ex membro del Fidesz di Orban. Con lui 6 partiti, dai socialisti agli Jobbik, fino a poco fa destra estrema, che assicura ora di aver cacciato le frange violente e di essere su posizioni di centro. Finito nel mirino dell'Unione Europea per aver sottoposto a controllo politico la magistratura, la cultura, la stampa, per le discriminazioni contro gay e transgender, per aver alzato muri e filo spinato contro i migranti, autodefinendosi difensore dell'Europa cristiana, Orban ha sempre curato buoni rapporti con Putin e Pechino, con Donald Trump e il brasiliano Bolsonaro. Si è unito alle sanzioni contro Mosca, ha accolto 500.000 profughi ucraini, ma dice no a un embargo energetico e al sostegno militare all'Ucraina. Per i sondaggi è testa a testa, ma con Orban ancora in vantaggio. E sulle ricadute economiche della guerra, il confronto politico in Italia.